Progetto Alzheimer, fare rete per dare un supporto alle famiglie e ai pazienti affetti dalla malattia. È il tema di un convegno in programma domani alle 15 presso il Castello Chiaramonte di Favara, organizzato dall'Associazione Alzheimeriani Non Più Soli, presieduta dal dottore Giuseppe Provenzano e composta da una serie di professionisti operanti a vario titolo nel settore. Si affronterà un importante aspetto, quello di fornire una rete di supporto alle famiglie e ai pazienti affetti da Alzheimer. Nelle demenze, si legge in una nota, la dimensione epidemiologica e la lunga durata della malattia rappresentano un'ardua sfida per la famiglia, per il sistema sanitario e per la società tutta. L'assistenza al malato di Alzheimer è resa gravosa oltre che dalla molteplicità di attività che il caregiver è chiamato a compiere ogni giorno, da tensione emotiva, stress per la richiesta di adattamento ai continui cambiamenti connessi all'evoluzione della malattia, ma anche la solitudine nella quale sono costretti a vivere molti anziani, pure in piccole realtà come la nostra, si legge nella nota, inevitabilmente finisce con il peggiorarne la qualità della vita, e gli anziani con più alti livelli di solitudine hanno quasi il doppio delle probabilità di morire prematuramente rispetto a quelli con più bassi livelli di solitudine. Nel corso del convegno saranno inoltre affrontate diverse problematiche correlate alle demenze, come la prevenzione e i fattori di rischio, il medical advisor, l'alimentazione, gli aspetti medico-legali in tema di assistenza, i trattamenti farmacologici messi a disposizione dalla ricerca scientifica in continua evoluzione e i bisogni delle persone affette da demenza che si estendono oltre i confini tradizionali della pratica medica.